Pronto? Va bene. Signorina, 1,64 d'altezza, 90 kg. Buonasera, dottore. Buonasera. Dunque, ha finito il tempo? Sì, dottore. Cos'è il primo? Sì. Che è primipera? Come? Lo dico, è la prima volta. Sì, è la prima Beato volta. lei, io 4. E tutte femmine. Congratulazioni. Ma stavolta se non è maschio sfascio tutto, e che scherziamo? Dottor. Beh, come sta? Stia tranquillo, ne avrà almeno per 10 giorni ancora. Se la riporti pure a casa. È una parola, dottor. E chi ce l'ha una casa? E poi, sa, non siamo nemmeno sposati. Io lavoro in un garage e dormo lì. Lei non è manco di Roma. Era a servizio e l'hanno licenziata. Ha detto, non la porto. Sì, lo capisco, mi dispiace, ma io non Dottor posso tenerla Valeri, qui. deve andare in sala parto. Ma non c'è il dottor Serafini? No, il dottor Serafini non sta molto bene. Poverino. Dottor, la prego, me la tenga qui un paio di giorni ancora. Almeno finché non trovo un posto per sistemarla. Signorina Ballerini, Sì, la dottore. faccia ricoverare. Ma dottore, veramente non? Faccia come le ho detto. Grazie, dottore. Grazie, dottor. Stai tranquilla che fra poco nasce. Allora, dottore, che cosa facciamo? Prepari il forcipe. Preparo la coramina? Sì, 2 dosi. Scusi, dottor Valeri. È stato lei che ha fatto ricoverare questa Natalia Spano? Sì, perché? E questa la teniamo a pensione per un mese, non ha ancora i dolori mosca. Non si preoccupi, la faccia ricoverare e basta. No, dottor Valeri, io mi preoccupo. Soltanto 2 letti liberi. E se viene qualcuno che ha veramente bisogno, dove la metto? In camera sua? Luisa. E poi, questa Natalia Spano non è sposata? E vabbè. Sì, lo so che non è una novità, però questa non è iscritta a nessuna mutua. Chi paga? Questa è una questione che riguarda l'amministrazione e non lei. E domani mattina al primario cosa gli dico? Ci parlerò io con il primario. Voglio proprio sentire cosa gli dirà. Io quella Morelli la faccio cacciare via. Però, dottore, lei l'ha presa proprio di punta, Ma mi dà i nervi con quella sua aria di saputona. Ma tu proprio non sai dove andare stanotte? No, signorina. Beh, andiamo su, mettiti a letto. Però potreste stare pure un po' più attente voi altre. Adesso ti porto un po' di camomilla, eh? Come va? Una bellezza, sembra che si siano dati appuntamento tutti stanotte per nascere. Oh, ecco era un altro, va. Ecco la scheda. La profilassi l'ha fatta? Sì, l'abbiamo fatta, soltanto bisognerà tenere il bambino sotto controllo. Quanto sarà? 4 chili? E anche più di 4. Che bel pupetto. Pupetto, all'anima del pupetto, 5 chili, questo tra un po' prende moglie. Ecco. Qua. Ora ti diamo mamma pure a te. Ecco qua. Ma questo mica è mio. E il mio dove sta? Vabbè, mi sono sbagliata, che sarà mai? Con stile Cazzini, se non ci si sta attento. Tanto per me sono tutti belli uguali. Questo ha finito il tempo, ma non è in travaglio. Ho capito. Le controlli la pressione, dottore. Va bene. E questa? Perché è stata ricoverata? Aveva una forte emorragia. Le ho fatto della vitamina C e K. Si è ripresa, ma ho pensato che fosse meglio tenerla in osservazione. Ma qui non c'è scritto niente. Signorina Morelli, mi meraviglio. Mi scusi, professore, me ne ero dimenticata. Ah, la Morelli che si dimentica qualche cosa. Andiamo bene. Questa è un po' Buongiorno, di febbre. professore. Mi scusi, sono desolato, ma lei è sempre desolato la mattina. Teniamola ancora qualche giorno in osservazione. Perché non va a letto presto? Mi ha visto? Sì, l'ho visto. E le è piaciuto lo spettacolo? No. Ah, nemmeno a me, ma Questi ero in presi compagnia. impegni. Complimenti, complimenti. Grazie. Professore, volevo ricordarle che oggi c'è la conferenza del professor Lamas.
Me lo ha già ricordato ieri. E anche l'altro ieri. Ho capito, Valeri. Ho già detto che verrò. Però non creda che questo basterà a convincermi. Ricordati che alle 6 c'è la conferenza del professor Lamase. Oh, non t'azzardare neanche a ricordarmelo, eh. Voglio dormire fino alle 10 domani. Io che ho nottata che ho passato. A chi lo dici? Il dottor Valeri mi ha fatto prendere una di quelle arrabbiature e mi ha fatto venire il mal di fegato. Mi sembra che esageri con questo povero dottor Valeri. Beh, che ci posso fare? Mi dai nervi. Strano, con me è sempre così gentile. Ah, sì? Ho detto gentile e nient'altro. Anzi, ti dirò che se invece di essere tanto gentile fosse un po' più intraprendente, non mi dispiacerebbe per niente. Carla. Beh, ti ho detto di male, mica siamo delle monache. Vabbè che qua dentro ci fanno vivere peggio che in un convento, ma insomma, peggio un po'. Buonanotte. 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 La prima volta che mi fu dato di assistere ad un parto indolore fu nel 1951, visitando insieme ad alcuni colleghi di vari paesi la clinica del professor Nikolaev. Durante tutta la mia vita di medico, l'esperienza del parto era stato sempre legato a manifestazioni dolorose e il vedere una donna dare alla luce un bambino senza soffrire, non solo, ma partecipando serena e cosciente al travaglio, mi fece un'impressione profonda. Al mio ritorno in Francia, decisi di sperimentare anch'io, nella Clinique de la Mutualité de Paris, il sistema psicoprofilattico. Certo, non è facile distruggere una credenza che dura da secoli, ma non è impossibile. In proposito, permettetemi di sottoporvi alcuni dati. Su un totale di 5.000 donne che fino ad oggi hanno partorito nella nostra clinica, Ha visto il dottor Benvenuti? È laggiù, vicino al professor Grandi. Laggiù, lo vede? Ah, per il 30% un esito abbastanza soddisfacente e solo per il 20% l'insuccesso, anche se si è sempre trovato la causa specifica che lo aveva determinato. Le donne da noi trattate con il metodo psicoprofilattico per il parto senza dolore sono state semplicemente sottoposte ad un'educazione psicologica e fisica impartita a cominciare dal 7° mese di gravidanza. Non si è fatto ricorso a pratiche suggestive o ipnotiche. che conferenza è? Non si è fatto Sul parto alcun psicoprofilattico. mezzi farmacologici Il parto o indolore. anestetici. Ah, per ora l'argomento non mi Per raggiungere il interessa. pieno successo sarà necessaria una lotta È quotidiana. la fidanzata del contro dottor la Benvenuti. incredulità, una progressiva presa di È Don coscienza Brazzini, il e da cappellano della parte del clinica. personale medico ed essenzialmente delle donne, le maggiori interessate Ma a lui a che questo gliene importa? problema e le più attive nell'imporre questa trasformazione della concezione stessa del parto. Stai zitto. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Non riuscivo a liberarmi di Don Grazzini. Mi ha invitato a mangiare una pizza, non potevo rifiutarmi. Ah, e me lo dice anche. E allora questo me lo mangio io. Ottimo, non sarei mica di turno anche stanotte. Purtroppo sì. Ma scusa, non potevi chiedere un permesso? Figurati se non l'ho chiesto, ma la direttrice ha detto che esco troppo la sera, capisci? In un mese mi ha dato solo 2 permessi serali. Ed una volta tu eri di turno. Sono così stanca, Pietro. Certe volte mi viene voglia di piantare l'ospedale, di andarmene a fare la commessa, l'impiegata. Almeno la sera sarò libera. Certo, hai ragione. Che ci vuoi fare? Devi avere pazienza. Sì, lo so, ma non ne posso più.
Questo trovarci sempre di nascosto e sempre con la paura che qualcuno ci veda. Dover fingere che mi sei antipatico. Oh, a proposito di antipatico. Dico, ma non ti sembra di aver esagerato un po' stanotte? Va bene che c'erano la Rosati e le altre infermiere, ma... Oh. No, stanotte facevo sul serio. Ah, è così? Brava. Hai fatto bene a dirmelo. La prima volta che ti pizzica a dormire mentre sei di turno, vedrai se non ti faccio rapporto. Senti, ti è piaciuta la conferenza? Sì, Mi piacerebbe, sai, andare per qualche tempo a Parigi. lo credo. Ma i soldi chi ce li dà? No, dicevo io, per me. Sarebbe interessante, non ti pare? Potrei seguire i corsi del professore, aggiornarmi, no? Già, non ci vediamo mai neanche a Roma. Se te ne vai pure a Parigi. Sta tranquilla, va. Tanto figurati se il primario mi ci manda. Se non ce la manda il primario, ce la mando io a Parigi. Papà, Ciao, Luisa. e come mai da queste parti? Volevo vederti. Ho bisogno di parlarti. Beh, hai scelto un'ora poco adatta. Ah, Sor Erminia, mi può portare questa nella sala dei bambini? Grazie. Pure. Vieni, andiamo sul balcone. Cerchi di essere più sicuro, più disinvolto. Non bisogna avere incertezze quando si opera. Scusi, professore, io ho pensato che bisognava... Pensare. Prima bisogna pensare. Quando si è in sala operatoria bisogna agire. Altrimenti quello che sta sotto me lo manda il creatore. Già. Le ho preparato il caffè. Ah, grazie, sorella. Dai, diglielo. Avanti. Ma cosa c'è? Niente, professore, niente. Valeri sta sulle spine perché ha saputo che il professor Lamas vuole ospitare nella sua nuova clinica un nostro osservatore e Valeri si vede già a Parigi. Ma chi le ha detto che sarà lei il prescelto? No, non mi ha detto niente nessuno. Soltanto io pensavo che... Sì, lo so, c'è forse chi è più bravo e più meritevole di me, ma... Questo lei lo dice, ma non lo pensa. Ci terrebbe molto, eh? A andare a Parigi? Sì, molto. E soprattutto ci terremmo noi, professore, così per qualche tempo non lo vediamo più intorno a noi. Una cosa da dirti, ma non è facile. Non so da che parte cominciare. Di che si tratta? Di me e di Marcella. Ah, Vedi, Luisa, abbiamo pensato che sarebbe bene, sarebbe giusto regolarizzare la nostra situazione. la sposi? Luisa, cerca di capirmi. Sono un uomo solo e non sono più giovane. D'altra parte la mia relazione con Marcella va avanti da parecchi anni. Già. Mi è stata vicina in momenti difficili, mi ha aiutato. Sì, lo so, certo. Ah, dottore, mi cercava? Sì, no, niente di importante. Ecco, volevo soltanto dirle che poco fa il professor Grandi mi ha annunciato che sono stato scelto per andare a Parigi. Ah, mi fa piacere. Quando parte? Tra 2 settimane. Scusa, il dottor Valeri, mio padre. Molto lieto, signor Morelli. Tanto piacere. Sai, papà, il dottore è un sostenitore del parto psicoprofilattico, il cosiddetto parto indolore. Sì, ho letto sui giornali. Ha visto, anche mio padre ne sa qualcosa. Auguri, dottore. Grazie. Vieni, ti accompagno. Arrivederla. Di nuovo. Mangio poco, ma il dottore mi ha detto che perché c'è poco latte. Ma non ti preoccupare, vedrai che poi ti viene. Certo. Ciao, papà. Allora non vuoi proprio venire giovedì? Preferisco di no. Come vuoi. Mi dispiace. Ciao. Ciao. Papà. Auguri, papà.
Ma come, sei di turno anche stasera? Mi hanno sospeso il permesso serale per un mese, per ritardi ingiustificati. Ah, non mi dispiace mica. Così mentre sarò a Parigi la sera non potrai uscire. Già, ma te chi te lo toglie il permesso? Sì, avrò proprio voglia di andare a spasso la sera io. No, per carità, perché la sera a Parigi non esce nessuno, non si sa dove andare, vero? Gelosa. Certo, che scoperta. Anch'io. Davvero? Davvero. Io non capisco proprio che ci vai a fare a Parigi. Ormai il parto indolore non è più un mistero. Con quello che abbiamo letto e sentito dire lo si potrebbe fare benissimo anche da noi. Sì, è vero, ma tu conosci il nostro ambiente. Sarà una lotta dura per vincere l'indifferenza, lo scetticismo dei miei colleghi, delle ostetriche, di tutti. Ora, il fatto che io sia stato a Parigi è un elemento a mio favore, senza contare, un conto è la teoria e un conto è l'esperienza diretta. Già, ma l'esperienza di stare 2 mesi separati? Sono passati 2 anni da quando ci vogliamo bene. Sono passati così presto. Ti ricordi la prima volta che andammo al mare insieme? Sembra ieri. Sì, dovevamo andare al mare. Ma all'ultimo momento ti ha bloccato il primario. Già, mi tiene in sala operatoria fino alla sera. Sì, ed io ad aspettarti al bar di fronte a bere aranciata. Da allora non la posso più soffrire. L'altra notte ero di guardia e pensavo, sai quante volte abbiamo avuto la domenica libera insieme? Certo che lo so. 12 volte. No, 11. Ma no, 12. Sta attento. La prima volta, la prima domenica siamo andati a Villa Borghese. La seconda domenica con la Lambretta e Serafini siamo andati a Fregene. E al ritorno siamo rimasti senza benzina. Senti, adesso te lo posso confessare. Non era vero che non c'era più benzina. E allora perché me l'avevi detto? Ma come perché? Non ti ricordi? Era così bello dove ci eravamo fermati. Bisogna che vada a starti. No, resta ancora un po'. Tanto oramai il permesso te l'hanno tolto. Attenda un momento, prego. La signorina Morelli. Grazie. Pronto, Luisa? Sì, era la signorina della Lai. No, avevo paura che la suora riconoscesse la mia voce. Come stai, tesoro? Volevo dirti ancora una volta che ti voglio bene, tanto. Che ti penserò tanto e ti scriverò ogni giorno. Grazie, signorina, molto gentile. Non ci credo molto. So che voi sarde non siete mai puntuali. Mi accontenterei se fosse ogni settimana. Posso contarci? Non puoi parlare? Sei Suor Celestina. Allora posso dirti tutto quello che mi pare e non puoi protestare. Sei antipatica, presuntuosa, brutta e piccoletta. Si sbaglia, signorina. Sono alta 1,70 m, con i tacchi, certo. 91 di fianchi, 53 di vita, 90 di... Ha capito? Non se ne dimentichi. Prenda nota. Sì, non dubiti. Ho trovato il pullover. Certo che mi è piaciuto, ma non dovevi. Chissà quanto hai speso. Sa come si dice, chi più spende meno spende. Poi adesso andiamo verso l'inverno, bisogna stare caldi. Mi raccomando il cappotto. Soprattutto il cappotto, signorina. A proposito, quando torno bisognerà che lo faccia rivoltare. L'aereo è in partenza. Sì, vengo. Amore, mi chiamano, devo andare. Ti abbraccio forte forte. Anch'io, signorina. Arrivederci. E a presto. Ciao, amore. Ciao. Bisognerà far mettere un cartello, telefonate brevi. Ma che cartelli? Qui le telefonate private sono proibite. Queste sarte che promettono e non mantengono mai. Però di questa mi fido, mi sembra tanto una brava ragazza. In questa lezione abbiamo esaminato le differenti presentazioni del bambino al momento del parto. Dal tipo di presentazione dipende l'esito del parto. È evidente che quella più favorevole si ha quando il bambino si presenta con la testa. In questo caso, come vedete dalla tavola, l'estremo cefalico si trova allo stretto superiore del bacino. Volti, signorina.
presentazione meno favorevole si è invece nella posizione contraria, nella quale il bambino si presenta per il podice, intendendo per podice le natiche e i piedi. E questa la presentazione podalica, nella quale, come vedete dalla tavola... Signorina Morelli, le ho detto di voltare. Scusi. Nella presentazione podalica, allo stretto superiore del bacino si presenta il podice, in questo caso le natiche. Scenda. Signorina Morelli, che ha questa mattina? Niente. Da qualche tempo mi sembra un po' distratta. Mi scusi, professore. Vada pure. Adesso sentiamo uno di voi. Venga la signorina Sudano. Mi elenchi le principali presentazioni del bambino al momento del parto. Le principali presentazioni del bambino al momento del parto. Pronto, Angelo, c'è posta per me? Sono la Morelli. Signorina Luisa, qui non è arrivato nulla, sa? Ha guardato bene? Signorina Morelli, lei ha ancora il telefono. Grazie, Angelo. Stavo telefonando al custode. Almeno questo sarà permesso, Lei no? con una scusa, con l'altra è sempre al telefono. Oh, ma insomma, ma non siamo mica in prigione qua dentro, eh? Porcaccione, sei tutto bagnato. Su che ti cambia. Signorina Morelli, il bambino del numero 10 dov'è? E dove vuole che sia? Dalla madre? Ma questa non è l'ora della poppata, lo sa benissimo che i bambini non si devono muovere. Mi scusi, Sam, la mamma ha tanto insistito. Lei deve tener conto soltanto del regolamento e non delle insistenze della madre. Mi sono già scusata, signorina Fontane, non posso fare di più. Vado subito a prenderlo. Me lo porti tu, per favore? Ma dove va quella macchina? Chi lo sa, da un po' di tempo è così strana. Angelo, c'è signorina. posta per me? Sì, c'è una lettera, è arrivata Poteva nel anche pomeriggio. avvertire. Beh, scusi, signorina. Mi sono scordato. Non importa, grazie, Angelo. Prego. Pronto? Ospedale civile. L'ambulatorio di chirurgia è il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 9. Dunque, Morelli, che le succede? Mi hanno riferito che da qualche tempo è nervosa, distratta, irascibile. C'è qualcosa che non va? No, professore. Avanti, avanti. Posso, professore? Può. Vuole essere così gentile da mettermi una firmetta sotto queste carte? Che cos'è? Per il concorso di medico condotto gliene ho già parlato. E così anche il nostro dottor Serafini ci lascia. Se ne va in una bella condotta a fare la vita tranquilla con la sua brava mogliettina. Aria buona, poco lavoro e chissà, magari un giorno lo faranno anche sindaco, eh? Non sono tutte rose, professore, neanche per i medici condotti. Del resto servono anche quelli, no? E come se servono. Grazie, professore. Arrivederci, Serafini, e tanti auguri per il concorso. Grazie. Fanno tutti così. Appena presa la laurea vengono qui, sognano di diventare primari, professori d'università.
Poi si accorgono che la vita in ospedale è dura, piena di sacrifici, senza soddisfazioni. E così imboccano le stradette laterali, come Serafini. Del resto, con i 4 soldi che guadagna qui dentro, morirebbero di fame lui e la moglie. Dunque, dicevamo? Ah, sì. Cos'è che non va, Morelli? Non so, forse sono un po' stanca, un po' esaurita. Incomincerò una cura ricostituente, credo che... Una cura ricostituente? Vediamo un po'. Se il suo stato attuale non deriva da qualche causa, diciamo così, intima, affari di cuore, per esempio. No, professore, per carità. Ci mancherebbe altro. Beh, sarebbe poi niente di strano alla sua età. Ecco, provi questa specialità. È un prodotto nuovo. Intendiamoci, cura solo l'organismo. Per il cuore non serve a niente. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Ero venuta a chiedere il risultato di quell'analisi. Quale analisi? Quella che le ho portato ieri. Che nome era? Venturi Elena. Va bene, adesso vediamo. Venturi Elena. Venturi, ecco, gravidanza positiva. Positiva? Sì? Grazie, dottore. Prego. Ciao Luisa. Ciao. Lo sai che finalmente me ne vado? Mi puoi aspettare che saluti il primario e torno subito? Un minuto. No, non posso, devo andare d'urgenza in corsia. Mi verrai a trovare almeno. L'indirizzo te l'ho dato, no? Sì, appena potrò ti verrò a trovare. Beh, ciao Margherita. Ciao Luisa. Luisa, che cos'hai? Scusa, sai, ma non mi sento molto bene. C'è qualcosa che non va? No, niente. Davvero? Beh, allora Margherita ti auguro buona fortuna. Grazie, anche a te. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Luisa. Andiamo su, vedrà che non è niente. Coraggio, su. Dottor Valeri, quando è arrivato? Poco fa. Bentornato. Grazie. E lei, signorina Morelli, come sta? Io bene, lei? Chissà quante cose avrà da raccontarci. Sì, molte cose. Dottor, ma gli pare questo il momento di raccontare certe cose? Va a finire che il ragazzino mi casca per terra. Allora, ci vediamo più tardi. Arrivederla, dottore. Ma sai, il dottore viene da Parigi. Ma a me che me frega che quello viene da Parigi, ah? Quando sono partito lo sapevi già. Non ero sicura. E perché non me l'hai scritto? Beh, è difficile scrivere certe cose. Ma cosa pensavi? No, Luisa, no, non puoi andartene così. Luisa, io ti amo, questo lo sai. Anche se non te l'ho mai detto, ho sempre pensato che un giorno ci saremmo sposati. Ma ora non è possibile. Io non ti ho mai nascosto di essere povero, di non avere le possibilità. Riesco appena a vivere con quel poco che guadagno in ospedale. Dovrei andare a fare il medico condotto. Non ho la possibilità di aprire uno studio e star lì ad aspettare che arrivino i clienti. Non ho altra scelta che insistere su questa strada per anni. Devo restare accanto al primario e farmi strada a poco. Lo so, Pietro, lo so. Hai ragione, non dovevo dirti niente. Ma no, non voglio che tu mi dia ragione. Voglio che tu capisca che non è soltanto per me o per la mia carriera, ma è per noi due, per il nostro avvenire. Beh sì, Pietro, sì. Tutto quello che hai detto è giusto, e lo sapevo. Devo pensarci da me. Bene.
È meglio che ci lasciamo qui, qualcuno potrebbe vederci. Che ti senti? Non ne posso più. Su, avanti, coraggio. Mi fa tanto male. Vedrai che passa presto. Tanto. Ah. No, amore. No. Non ci Sono sia d'accordo, altro da fare che professore. aspettare l'intervento operatorio. Allora vado a prepararla. Venga, Preparo la sala signorina. numero 2 allora, professore. Grazie. Prego. Prego, prego. No, vada. E lei? Non importa, non si preoccupi, prendo l'altro. Luisa, cara. Tutta la notte ho pensato a noi due. Mi piacerebbe tanto poterti dire che sono felice. Che ci sposeremo, che avremo una casa tutta per noi, che tu non avrai più bisogno di lavorare. Ma come faccio a dirtelo? Cerca di capirmi, Luisa. Tu devi capirmi. Certo. Lo capisco. Non si può. Luisa, andiamo, sbrigati. Attenda qui lei. Luisa, che sorpresa. Ciao, Margherita. Accomodati. Come stai? Non puoi immaginare che piacere vederti. Sei stata proprio brava a venirmi a trovare, sai? Com'è carino qui. Ti piace? Molto. Sì, è una bella casetta. Però non ho ancora finito di sistemarla. Signorina? Vengo! Scusa un momento, ho di là una cliente. La sbrigo subito. Tu togliti il soprabito come stessi in casa tua, eh? Sono proprio contenta che tu sia venuta. Vengo subito. Vieni, ti faccio vedere la casa. Presto fatto. Questa è la camera da letto. È molto carino. Ma non c'è niente. Dovrei comprare ancora tante cose, ma non ho più soldi, ho speso troppo. Qui c'è il bagno. Questo è l'ambulatorio. Molto bello. Mi è costato tanto. E il lavoro come va? Bene, sono stata fortunata perché c'era un'altra ostetrica e si è dovuta trasferire, per cui il lavoro ce n'è fin troppo. Vieni, ti faccio vedere la cucina, eh? Sono 5 stanze, in tutto compresi i servizi. Questa è la cucina. È piccola, ma è carina, no? Sì. Senti, mi fai un favore? Perché non resti a colazione con me? Sono sola e mi fai compagnia, eh? Magari. Brava. Ho fatto la notte e ho preso soltanto un caffè. Sì.
E poi ho sempre fame. Da qualche tempo. Beh, naturale, no? Quando si aspetta un bambino. Cosa? Tu aspetti un bambino? Sì. Beh, che c'è di strano? Ah, niente. Ma se sei venuta da me per questo hai sbagliato. Io certe cose non le faccio. Lo so, Margherita, lo sapevo. Non è per questo che sono qui. È per una cosa molto più seria. Vedi, Margherita, io ho bisogno che lasci l'ospedale. Ma non so dove andare, da chi andare. Mio padre si è risposato. E poi non ci si può presentare così da un padre e dire aspetta un bambino. Tienimi qui e non domandarmi di chi è. Forse la cosa più semplice sarebbe stata... Ci ho pensato, sai, ma non me la sono sentita. Margherita, mi vuoi qui con te per qualche tempo, finché nascerà il bambino? Ma certo, Luisa, ma quando vuoi. Anzi, te l'ho detto, sono carica di lavoro. Tu mi potrai aiutare, potrai anche guadagnare qualcosa facendo delle iniezioni, assistendo i bambini. Magari. C'è tanto da fare qui. Questa è una borgata che cresce, le case nascono come i funghi. Sai, qualche soldo l'ho messo da parte, mica molto, Ma però vorrei poterlo conservare per dopo. No, Luisa, non ci pensare. Vedrai che staremo bene noi due insieme. Ero sicura di te, Margherita. Sei una donna straordinaria. Un'altra, per prima cosa, mi avrebbe chiesto chi è lui. Ma tu non me l'hai chiesto. Non mi è venuto in mente. E poi, se non me l'hai detto, vuol dire che non me lo vuoi dire o non me lo puoi dire. Sì, è così. Scusami. Quanto alza il peso? Non lo so perché l'ho attaccata appena da 10 minuti. 15 grammi, poco. Signorina, gliene dia ancora qualche relato. Buonasera, dottor Valeri. Buonasera. Come mai? Anche stanotte di turno lei? Ho preso il posto della Morelli, non si sentiva bene. E che cos'è? Ma da un po' di tempo è giù di corda. Oggi è stata fuori tutto il giorno, è tornata tardi. Avevo un'aria così stanca, non se la sentiva di fare la notte. Certo che gli orari qui sono un po' pesanti. No, non è questo. Chissà che ha. È così strana da un po' di tempo. Scusi, dottore. Prego. Allora non la vedremo più, signorina. No, credo proprio di no. Mi dispiace, signorina. No, lasci. Ma no, Beh, tenga. grazie, signorina, grazie. Senta, Dica. mi saluti tutti lei, io non ho avuto il tempo. Non dubiti, signorina, penso io. Stia tranquilla. Grazie. Arrivederla, signorina. Andiamo. Dottor Valeri, la signorina Morelli, prima di andare via, mi ha pregato di consegnarle questi libri e anche questa lettera. Grazie. Prego. Mi hai detto l'altra sera, non voglio che tu mi dia ragione, voglio che tu capisca. Ho capito, Pietro. Dottore, E me ne vado, senza rimproveri, senza rancore. Dottore, qui è fatto. Sì, va bene, attacca gli altri lì. Adesso tocca a te capire che tutto è finito fra noi. Per sempre. È stata una decisione improvvisa. Mi ha detto che il padre aveva bisogno di lei. Comunque per i suoi libri non si preoccupi, sono certa che glieli farà restituire. Potrei avere l'indirizzo del signor Morelli? Sì, adesso guardo. Ma perché se n'è andata? Non lo so, non lo sa nessuno in ospedale. È strano. Sor Giovanni, è finito il caffè, bisogna ordinare l'altro. Va bene. Forse avrà trovato un lavoro fuori, in qualche clinica. Ma perché non mi ha detto niente? Se mi telefonerà le dirò che lei è venuta a cercarlo. Grazie tante. Arrivederci. Buongiorno. Non ricordo, dottore. Ha detto il nome della strada che manco l'autista si ricordava bene. Mi sembra che ha detto Prima Valle. Sì, una via così, o Prima Porta o Prima Valle. Pronto? Scusi, sa? Ah, sai, l'affare della clinica si mette bene. Ah, sì? Mi fa piacere. Ho parlato oggi con il mio futuro suocero. È d'accordo. Oh, nella combinazione c'è anche il professor Grimaldi. Grimaldi? Quello ci sa fare. Sì, a fare gli affari. È quello che ci serve. Mettiamo su una clinica che a Roma non se la sognano nemmeno.
Ogni piano un colore diverso. Aria condizionata, telefono in ogni stanza e televisione. Ma che cos'è, una specie di grande hotel? Esatto. La clientela non deve avere l'impressione di essere in un ospedale. Sì, certo. Ti piace il nome Casa del Sorriso? Sì, per me va benissimo. E così hai deciso. Sposi Maria Teresa. Che ci vuoi fare? Se ve ne ricordate, cercate di assumere anche qualche medico oltre i cuochi e i camerieri, eh? È una buona idea. Spero che non si dimentichi di noi, eh? Certo che no. Vi porto tutte con me. Cioè, tutte quante no. Le migliori. A proposito, ma non c'è più la Rosati? Si è messa per conto suo. Ah, brava. Ha fatto bene. Lei non sa dove è andata a stare? Sì, in periferia, ma non mi ricordo se a Prima Valle o a Prima Porta. Ma Sor Celestina lo sa certamente. Beh, andiamo a prenderci questo aperitivo, va? Sì, andiamo. Chi cerca? La signorina Rosati. Interno 3, però non credo che sia in casa. Se Grazie. può provare. Buongiorno, signora Mantovani. Si accomodi laggiù in quella stanza. Grazie. Ciao. Ciao. Ero venuto a cercare la Rosati. Speravo che almeno lei sapesse dov'eri. Vedo che non mi sono sbagliato. Posso entrare? Sì, entra pure. Come va? Bene. Va bene? Sì, 5 sì, minuti ancora. 5 minuti va bene. E il nostro metto come va? Non può mangiare, signorina. Ho paura che queste iniezioni non servono proprio a niente. Signora, ne abbiamo fatte appena 4, è un po' presto per dare un giudizio, no? Ma, speriamo bene. Aspettami qui. Sì, Faccio presto. va bene. Tu da bravo facciamo questo buchetto. Ma io non me la voglio fare sto buchetto. Aia! Che bello! Beh, non senti per niente? Perché io so buono. Allora, signora, ritorna a giovedì, così facciamo l'altro, Adesso vedrai che mangi come un lupo. Ma io non mangio lo stesso. Sì, vedrai che non mangi che ti rispieghi. Cioè, arrivederla, signorina. Arrivederla. Ciao, Patrizia. Arrivederci, signori. Luisa, che cosa è successo? Sono 10 giorni che ti cerco dappertutto, ma perché te ne sei andata via così? Perché? Ti ho scritto una lettera, no? Sì, lo so, l'ho ricevuta. Ma quelle sono cose che si scrivono, si dicono in un momento di sconforto. Io so quanto sia stato brutto, difficile per te questo momento. Credi che io non ne abbia sofferto? Mai come adesso ti sono stato vicino. Se tu sapessi in questi giorni che io non sapevo dov'eri, quanto ti ho pensato. Luisa, mi hai perdonato. E cosa devo perdonarti? Tu non hai nessuna colpa. No, io ce l'ho. Ce l'ho, la mia colpa è che quando mi hai parlato del bambino io non ho potuto dirti quello Pietro, ti prego, basta. Anch'io ho pensato molto a noi due in questi giorni. E guarda, sono contenta che tu sia qui e che ci parliamo ancora una volta francamente. Ma non posso che dirti quello che ti ho scritto nella mia lettera. Non ti faccio alcun rimprovero. So che non poteva essere altrimenti. Ho capito che tu non potevi, nella tua condizione attuale, mettere su famiglia. Perché tu devi pensare soprattutto solo al tuo avvenire. No, al nostro avvenire. No, Pietro, non c'è un nostro avvenire e forse non c'è mai stato. Ci siamo illusi tutti e due. Io non me la sento di aspettare 5 o 10 anni, il tempo che tu faccia carriera. E forse non ti voglio bene abbastanza. Già. Forse. Avanti. Io ho finito, signorina. Mi scusi, ragioniere, l'accompagno. Allora venga giovedì alla stessa ora. E mi prometta di non fumare? Va bene. Intesi? Buongiorno, signorina. Buongiorno.
Addio, Luisa. Buongiorno, dottor Valeri. Buonasera. Luisa? Sono qui. Ah, ma lo sai dove sono stata? Sono andata a piedi fino alle baracche dell'Acquedotto Felice. Mamma mia, sono stanca morta. Vado a prepararti un caffè. No, per carità, ne ho già presi tanti. 6 visite, 6 caffè. Ma lo sai che da quando il Papa ha fatto il discorso sul parto indolore, in borgata le donne non si interessano d'altro. T'attaccano certi bottoni. Lei ci crede, signorì? Dice che si può fare, sarà poi vero? Le sentissi. Ti vedo un po' stanca, hai avuto parecchio da fare oggi? No, come al solito. Ho fatto 5 iniezioni e un'applicazione di aerosol. Ah, più tardi vado a fare iniezione alla moglie del giornalaio. Io sto pensando che in fondo si potrebbe provare. Provare che cosa? A istruire le donne della borgata, a prepararle. Quelle che aspettano un bambino, naturalmente. Ma ne sappiamo tanto poco. E poi non ci verrebbe nessuno. No, ti sbagli. Ce ne sono almeno una ventina che non chiedono altro. Si potrebbe convincere il direttore della scuola a darci un'aula, una sera per settimana. Se non riusciremo perfettamente, qualcosa impareranno. Almeno per sapere come sono fatte, perché di quelle nessuno lo sa, eh. Sono certo che vi sarà capitato, quando eravate fidanzate, di attardarvi la sera vicino a casa, in un angolo buio, con lui, per scambiarvi le ultime parole, l'ultimo bacio. Era inverno, faceva molto freddo, eppure voi non lo sentivate. Vi accorgevate che faceva freddo soltanto quando lui se n'era andato. Perché? Perché il vostro cervello era occupato a registrare altre sensazioni. E in questo caso molto più piacevoli, no? Avanti. Dunque si può dire che se il nostro cervello è occupato, interessato, come si dice impegnato a registrare delle sensazioni che lo riguardano, registra con minore intensità tutti gli altri segnali. Cambia. Questo avviene anche al momento del parto. Cioè, se voi ve ne state lì passive e il vostro cervello non è occupato altro che dal pensiero dei dolori che devono arrivare, voi sentirete questi dolori con estrema intensità. Cambia. Se invece voi affronterete il parto preparate, ossia coscienti di tutto quello che dovrà avvenire, e parteciperete attivamente alla nascita del vostro bambino, impegnando la vostra volontà, eseguendo per esempio gli esercizi di respirazione, insomma facendo qualche cosa, il vostro cervello sarà occupato da questi pensieri e le sensazioni di dolore incontreranno in questi pensieri un ostacolo e quindi saranno registrate nel loro semplice, reale valore di contrazioni muscolari. Avrete allora l'impressione di poter cancellare qualsiasi sensazione di dolore. Non starete più sotto l'impressione penosa di dover soffrire così come vuole la consuetudine. Sarete attive, impegnate a collaborare con la natura, saprete essere padrone della situazione e condurre voi fino in fondo il vostro parto. Qual è il maggior nemico che dobbiamo sconfiggere per ottenere un buon risultato? L'ignoranza. La maggior parte delle donne non sa esattamente come si sviluppa la gravidanza, che cosa precisamente avviene al momento del parto. Lo sa solo perché gliel'ha detto la madre, le sorelle, le amiche, il dottore, che dovrà soffrire, che dovrà pagare un tributo di dolore alla gioia della maternità. Quando una donna arriva al suo parto, essa è costretta a subirlo passivamente. La sola cosa sicura per lei è che deve soffrire e che non c'è proprio niente da fare per evitarlo. E tutto questo perché? Perché non sapete partorire. Per voi oggi si tratta di imparare a partorire. Acceleri il respiro gradatamente, eh? Via. Aumenti. Ancora più veloce. Su. Su, su. Ancora più veloce, arriviamo al massimo, eh? Su, 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 su. Ecco.
Adesso rallenti, piano piano. Giù, giù. Ecco, ancora. Ecco, adesso normale. Respiri normale. Questo che avete visto è un tipo di respirazione che noi chiamiamo superficiale e che non è altro che la respirazione che voi fate quando, dopo aver percorso delle scale di corsa, arrivate in cima e dite che avete il fiatone. In questa maniera che cosa otterrete? Che il diaframma sarà continuamente sollevato ed eserciterà una pressione minore sulla parte, facilitando la contrazione. È chiaro? Passiamo adesso al tipo di respirazione da adottare nel periodo espulsivo, e che è quello indicato qui nel secondo diagramma. Come vedete, la curva ha un andamento completamente diverso dalla prima e adesso... Buongiorno, professore. Buongiorno. C'è il primario. Si accomodi, professore. No, mi trattengo solo un momento. Tra poco ho un intervento. Continui pure. Grazie. Si alzi, signore. Ecco, si metta comoda. Poggi le mani dietro, su, si rilasci completamente. Si sente comoda? Dunque adesso lei deve inspirare lentamente e profondamente. E poi espirare, chinando il capo in basso. Via, provi insieme a me. Ecco, perfetto. Dovete inspirare lentamente e profondamente, come avete visto adesso. Poi espirare altrettanto profondamente, toccando con il mento il petto. Capito? Ecco. Beh, che ci avete da ridere? Aspettate a ridere. Riderete al momento che dovrete partorire, allora sì. E tu che mangi? I biscotti. C'ho fame, capirai? Adesso siamo in due. Brava. Queste sono le fesserie che vi mettete in testa. Ma lo volete capire che non dovete mangiare tanto? Eh sì, perché se mangiate troppo il bambino diventa più grosso e voi fate più fatica a metterlo al mondo. E un'altra cosa che dovete mettervi in testa è che non bisogna stancarsi e lavorare fino all'ultimo momento. Ma come? Dicono che così il bambino nasce più alla svelta. E chi lo dice? Tutti. Mia madre, mio marito. Ah, tu stai a dare retta a tuo marito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Su, le gambe in alto e bene tese, su. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Signora, non si preoccupi della pancia, su. 1, 2, Scusi, dottor Valeri, 3, per il regalo di nozze del dottor Benvenuti lei quanto vuole dare? Ah, io niente. No, scherzavo. Quanto hanno dato gli altri? Il dottor Leoncillo 5.000 lire. Beh, io darò la metà. Però purtroppo non ce li ho qui. Non importa, mi fido. Riprendiamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Ecco, le gambe tese, così. Ecco, fai ruotare i piedi dall'interno verso l'esterno. Ecco, così, brava. Piano, piano, ancora. Ecco, così, vedi? Capito? Continua, non fermarti. Brava. Non così, dall'altra parte. Ecco, guarda. Fermi i piedi, ecco, così. Ecco, brava. Dovete sentire i muscoli della gamba tesi, capito? Ecco, brava. Io li muovo, brava. Ma come sarebbe a dire? Questo affare che fanno i cinesi io non lo so fare. Ma che c'entra di Ma si cinesi? chiama cineterapia questa? Ma no, la ginnastica che voi fate si chiama kinesiterapia, cioè una terapia del movimento che ha lo scopo di rendere i vostri muscoli allenati e preparati in modo che rispondano allo sforzo che dovrete fare per aiutare il meccanismo naturale del parto. Come ti senti adesso, Teresa? Bene, bene. Non ti senti proprio nessun dolore? No, Proprio nulla? no. Mi ha detto l'infermiera che Cammina. bisogna pesarlo ogni giorno, sai? Lo so. Sta buono, Ni. Guardi il fratellino quant'è carino, ancora non li sa fare. Andiamo a casa, I Maria, mi sa capricci che questo come- già c'ha Andiamo. fame. Chissà se il nostro bambino sarà un maschio. È semplice, quando si è capito il principio è semplice. Bisogna soprattutto convincersi che il dolore non è che un prodotto della nostra suggestione. Magari fosse vero. Io ne ho avuti 3 e le garantisco che ogni volta che ne ho avuto uno un teso un dolore, signora mia. Beh, perché lei non si è preparata. Se avesse seguito il corso del dottor Valeri, per esempio, quando le prende la prima contrazione deve reagire respirando superficialmente. Così, guardi. Ma che razza di frescacce gli hanno messo in testa a lei, signora mia? Se ne accorgerà, se ne accorgerà.
Io di matrimoni ne ho visti tanti, ma come questo c'era tutta Roma. La Roma che conta, naturalmente. E il dottor Benvenuti com'era? Bello, bello. E la sposa? Uno splendore. Tutto era così bello, così commovente. E il nostro professore? Perfetto. Come sempre. Purtroppo non posso dire lo stesso del dottor Valeri e del dottor Leoncillo. No. Perché? Andiamo, non si va vestiti di grigio a un matrimonio così. Evidentemente non avevano altro. E allora si sta a casa. Scusate, anche noi non abbiamo fatto una bella figura come in ospedale. Meno male che c'era lei. E come mai, signorina Fontana, non è andata al ricevimento? Beh, vi dirò sinceramente che a me i ricevimenti non piacciono, mi stancano. Signorina. Ecco, su, forza, Che c'è? coraggio. Scusi, signorina, il dottor Valeri? Non è ancora venuto, stia tranquilla, vedrà che tutto andrà bene. Grazie, ma vede, il dottor Valeri mi ha assicurato. Sa, io ho seguito il corso del dottor Valeri. Lo so, me l'ha già detto, signora. Quando verrà il dottor Valeri vedrà che ci penserà lui. Hai provato il dolce? E adesso devi provare l'amaro. Comincia la musica. Se togliete alla donna la gioia del dolore, l'avrete avvilita, mortificata, le avrete tolto la sua gloria, l'aureola del martirio. Tu partorirai con dolore, castigo e premio della madre. Ho detto bene, Roberto? Sai cosa pensavo nel sentirti parlare? Che cosa? Che se invece di fare il medico tu avessi fatto l'avvocato, forse saresti riuscito a far assolvere anche te. Sempre voglia di scherzare, Roberto. Scherzi a parte, Anselmo. Vuoi che ti dica la verità fra di noi? Se le nuove teorie sul parto indolore fossero vere, ho detto se perché bada anch'io come te ho i miei bravi dubbi. Ma professore, stia buono Valeri, mi lasci finire. Se fossero vere, sai che ti dico? Che tu e io dovremmo cambiare mestiere. Già. Perlomeno ricominciare da capo. E questo non piacerebbe né a te né a me né a tutti quelli che fanno questa nostra professione. Certo. Ma per tua tranquillità, e del nostro caro commendatore, c'è ancora tanta strada da fare per arrivare alla meta che avrete tutto il tempo di costruire la vostra nuova clinica e di goderne i frutti. Auguri! Viva! Cin cin! Oh, eccola! Tesoro, finalmente vediamo questa sposa. Prego. Grazie. Prego. Dottore, parlo per lei. Pietro. Vedi anche dietro. Tanti auguri. Grazie. Allora, quando i tuoi? No, per me c'è tempo. E chi lo sa? Ce n'è uno di più. Perché? Dispari, porta fortuna, ti sposi entro l'anno. Grazie. Sergio, non si preoccupi, tu, non faccia così. Sta calma, Teresa, non è nulla, andrà tutto bene, vedrai. Solo devi essere forte, fatti coraggio, tesoro. Ma non deve aver Ho paura. Stia tranquilla, signora, si calmi. Devi essere Coraggio. forte, fatti coraggio. Il dottor Valeri, vieni subito. Non mi lasciare, ho paura. Arrivederci e grazie. Buonasera. Arrivederci, dottore. Di nuovo? Buonasera, Che dottore. donna. Hai visto come mi ha guardato? Ecco. Hai sentito come mi ha detto? Arrivederci, dottore. Hai notato? Sì, ho notato. Sai che ti dico? Io domani le telefono. Se la va, la va. Se la va la... Ma quanto gli hanno fatto pagare per queste lezioni? Niente. E allora, di che se lagna? Del resto il dolore ci vuole, se no una non vuol bene al bambino. C'ha ragione la signora, Signora Mancini, ecco qua, ci sono io adesso. Vedrà come andrà tutto bene. Su, buona, respiri. Respiri profondamente. Ecco, lo vede che la contrazione è finita. Vada via. No, non faccia così. Vada via. Mamma. Vada via. Vada via. Mamma. No, non così. Signora Mancini, si ricordi tutto quello che le ho detto. Su, Vada via, dottore. respiri profondamente. Su, signora. Respiri. Vada via. Vada via. È inutile che se la prende con noi non sapevamo niente. No, signora, non è vero. La caposala vi ha avvertite. Ha parlato proprio con lei, signorina Fontana. E lei ha risposto chi se ne frega. E allora, se lo sa, sappia pure che io e tutte quante qua dentro siamo stufe di questa pagliacciata. Io e le mie colleghe abbiamo messo al mondo migliaia di bambini.
E adesso vuole venire lei a insegnarci il nostro mestiere. Del resto, se quanto lei ha insegnato non è servito a niente, vuol dire che il suo metodo non era efficace come dice lei. Ma perché non viene lui a fare questi passi? Tanto noi che ci stiamo a fare? Dottore, mi scusi, dottore. Volevo sapere mia moglie come sta. Sa, l'ha aspettata tanto. Chiedeva sempre di lei. Sperava tanto di riuscire ad avere il bambino senza dolore. È così delicata. Soffre molto. Scusi. Caro Valeri, io quello che è successo lo prevedevo. Le teorie sono una cosa e la pratica un'altra. Ma se quella donna l'avessero messa, come io avevo raccomandato, in una stanza separata, le fossero state vicino. Ma insomma, che cosa ho chiesto? Un po' d'amore, un po' di pazienza. Ma è proprio questo che lei non può pretendere. Pazienza e amore. La gente indurita da un lavoro massacrante, mal pagata. Eppure lei vive qui dentro e queste cose le sa. Pazienza e amore. Ma sono proprio le due virtù più difficili. Bisognerebbe cambiare tutto, noi per primi. Ad ogni modo non si scoraggi e continui pure le sue lezioni. Speriamo abbiano successo. Lei però, professore, non ci crede. E tu che ne? Tu parlare di marito? Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oggi riprenderemo gli esercizi di respirazione, che io non mi stancherò mai di ripetere, sono alla base del nostro sistema. Scusi, dottore, volevo dirle, siccome ho cambiato casa ed abito lontano, così non posso più venire alle lezioni. Capisco. Anch'io, dottore, devo andare al paese di mio marito, perché lui vuole che il bambino nasca lì, allora... Certo, vadano pure. Buongiorno. 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 Grazie di tutto, dottore. Che cosa ci vuol fare, dottore? Sarebbe stato bello, certo, ma se è sempre stato così, si vede che noi donne siamo fatte per soffrire. Già. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Gallarotte, galle. È così piena di buona volontà. Vedrai, ci riusciremo. Devo andare un momento dalla Benotti. È preoccupata perché il bambino tarda a nascere. La verità è che ha fatto male i conti. Io vado a comprare il prosciutto. Ah, non dimenticarti di comprare il vino. Bianco o rosso? Papà lo preferisce. Va bene. Mi dà un netto di ciccioli? Mi dispiace, signorina, ma ciccioli non ne abbiamo più. Solo sti due Mi fa pezzetti. assaggiare? Si accomodi. Buoni. Ah, senta, mi taglia 2 etti di prosciutto Sì. magro, mi raccomando. Buonasera e auguri, grazie signore. A pensare che una volta non mi piacevano. Sono proprio buoni. Luisa. Vanno bene queste le salsicce? Come stai? E tu come stai? Bene, grazie. Prendo anche questo. Va bene, grazie. Allora 6,50. Vuoi dare qualche cosa a me? No, non importa. Buonasera, signorina. 6,50. Ecco qua. Grazie. Ti dispiace vedermi? No, perché? Conto mio quant'è? 5,25. Quanto paga? So 5,25. E pensare che era la migliore delle donne che avevo preparato. Non avrei dovuto assentarmi tutto il giorno dall'ospedale. Hanno fatto di tutto per sabotarmi. Prima la fontana e poi tutti i campi. Tu sai come va là dentro. Se vogliono che una cosa non riesca. Ma forse è stata anche colpa mia. Ero nervoso, distratto. La verità è che
Sì, da quando te ne sei andata non ho combinato più niente di buono. Sei venuto per rimproverarmi? No, per giustificarmi. È umano, no? Non hai sofferto tu solo per quello che è successo. E forse non sai quanto male mi hai fatto andandotene via così. Io a te. Io ho cercato di dimenticarti, ma non è facile. I ricordi non si cancellano. L'ultima volta che ci siamo visti credevo che tutto fosse finito fra noi. Non provavo per te che rancore. Sì, io so bene quello che puoi dirmi oggi e che mi potrai dire sempre, ma non potevamo fare diversamente. Tu stessa l'hai riconosciuto. Luisa, è mai possibile che fra noi sia finito tutto così? Luisa, perché non dimentichiamo quello che è successo? E non torniamo a vivere come prima? Pietro, l'hai detto tu stesso, i ricordi non si cancellano. Io vivo qui, con Margherita, serena, anche se non felice. Non mi costringere ad andarmene via anche da qui. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Pietro. Ciao. Buonasera, Marcella. Buonasera. Ciao, papà. Siete in anticipo. Rischiavate di non trovare nessuno. Vuol dare a me qualcosa? No, no, grazie. Lo porto io. Andiamo. Vogliono un po' di vino ancora? Sì, Sì, grazie. grazie. Mi dispiace. Non fa niente. Vi preparo un po' di caffè. Per me no, Luisa. Ma lui che tipo è? Direi un bravo ragazzo. Un po' fanatico per il suo lavoro, ma serio, per bene. Insomma, io non credo che sia un mascalzone, nonostante quello che è successo. Non credi di sbagliare, di rovinare la tua vita e la sua per puntiglio, per orgoglio? Aspetta un figlio che lui non ha voluto e che non vuole, e tu parli di puntiglio, di orgoglio. No, papà, non rovino né la mia vita né la sua. Anzi, se l'avessi costretta a fare il suo dovere, mi avrebbe rimproverato tutta la vita di avergli rovinato la carriera. Saremmo stati due infelici. Ed io non voglio soffrire come ha sofferto mia madre. Scusami, papà. Luisa, lasciamo stare il passato. A parlare della tua povera mamma e di me non serve a niente. Non risolviamo niente. Tu mi potrai dire che non ho il diritto di darti dei consigli perché ti sono stato così poco vicino in questi anni e ti ho lasciata crescere sola, per così dire. E poi ho commesso tanti errori nella mia vita. Ma ti prego di ascoltarmi e di credere che così ti parlerebbe anche tua madre. No, Luisa, non hai fatto bene ad andartene a nascondergli oggi il tuo stato. Luisa, tu gli rimproveri un mucchio di cose, ma che credi? In ogni matrimonio l'uomo e la donna si portano dietro le loro qualità e i loro difetti. Ma che importa? Se c'è quello che si chiama amore, sono le qualità che prendono il sopravvento. Se c'è l'amore. E come puoi dire che non ci sia tra di voi? Lui ti cerca disperato. Tu non lo confessi nemmeno a te stessa, ma certo aspetti che venga a cercarti. No, non è vero. Io avrò il torto di essere sempre stato ottimista e in modo eccessivo tutta la mia vita, ma voglio esserlo ancora. Vedi, sono sicuro che questo matrimonio, anche se lo facesse come dici tu, per fare il suo dovere, l'avrebbe stimolato ad essere più coraggioso, ad affrontare la vita con forza nuova. No, papà, non è così. Non è vero. Non è vero. Tu non lo conosci, papà. Lascia che te lo ripeta. Hai fatto male. Oggi siete due infelici, ma domani sarete in tre. Luisa. Oh, papà. Bella, vero? Sì, sì. E adesso
adesso monta gli faccio certo, vedere. che nome è lui. Guarda Guarda che che lì, lì, guarda che lì, guarda che lì. Ah sì, questa bevi. E io mi sono fatto mettere sotto da una barillaccia sganganata allora. Ringrazia Dio che una più grossa ti ammazzava. Ah, che bella, veramente bella. Bisogna riconoscere che il dottor Benvenuti è un vero signore. Sì, specialmente suo suocero. Ah, spiritoso. Ci siamo fermati una settimana a Londra e 10 giorni a Parigi. Volevo andare a trovare il professor Lamaze, ma poi non ho trovato il tempo. E tu come stai? Ho saputo da Leoncillo che hai piantato tutto. Come mai? Ma ci sono tante ragioni. Ti vedo un po' giù di corda. Sono stufo, Guido. Sto pensando di andarmene dall'ospedale. Non ho più la forza di continuare. E poi a che scopo sacrificarmi? Per chi? Sarebbe stato meglio fare come Serafini, andarmene in una bella condotta di paese. A non dire sciocchezze, Pietro. Ognuno deve seguire la propria strada. Ti ricordi l'università? Ha visto giusto il professor Frigerio. Di me diceva, lei è troppo furbo, Benvenuti, per restare a lungo in anticamera. Lei diventerà un medico alla moda. E di Serafini, ti ricordi? L'ha preso in pieno. Lei è nato per fare il medico condotto. E di me cosa diceva? Niente. Però gli piaceva discutere con te, perché ti stimava molto. E anch'io, vedi, e tutti. Ti dico la verità, vorrei avere la tua fede, la tua costanza. Non mi sono servita a niente. Ho sbagliato tutto. Mi è mancata la cosa più importante. Il coraggio. No, dottore, e mi passi pure sopra questa così mi sistemo. Arrivederci, dottore. Ah sì. Hai passato un brutto momento, ma vedrai che poi tutto si aggiusterà. Ma speriamo. 1, 2, brava, sempre così. 1, Ecco, così, brava, brava. Ancora. 2, Ecco, devi giù. essere più sciolta. Giù. Ecco, così. Hai visto? Non ti fermare, continua, E tu? Lentamente così. Ecco, così, tese le braccia. Su. Ecco, Ma che così. siete di piombo Giù. tutte quante? 2, sì, no, Ecco, giù, capisco io. Giù. Ecco. Uno, Ma no, più lentamente. Hai visto? Oddio, Francesca, che è successo? Mi sento come se mi si stringesse qua dentro. Dove? Ci siamo. Ma queste sono contrazioni. Sì, ci siamo, bisogna portarla via, se no ragazzino nasce qui. Ecco, più piano, ancora più piano, ecco, finito, rilasciati. Dolore? No, niente. E dove tenevate queste lezioni? In una palestra. Ma come avete fatto? Ah, quei libri che lei mi aveva prestato. E poi Luisa aveva il testo della sua La relazione. signorina Luisa è stata straordinaria, ci faceva sempre tanto ridere. Sì, ci è voluta una pazienza, sapesse, dottore. Già, pazienza e amore. Come mai la signorina Morelli non è venuta? Ecco un'altra contrazione. Respira, più forte. Così, più forte ancora. Brava, così. Più tardi le faccia un plasma e la faccia tenere sotto controllo. Professore, io me ne vado. Vada pure, signorina Fontana. Volevo dire che me ne vado dall'ospedale, do le dimissioni. Ah, Il dottor Valeri non solo ha fatto sgomberare la sala parto del terzo piano, non solo ha autorizzato la signorina Rosati a sostituirmi, ma mi ha persino proibito di entrare. E di che cosa si lagna, signorina? Lei dice sempre che ha troppo lavoro, che non ce la fa. Beh, si riposi. Senta, professore, io non posso sopportare questi soprusi. Buona sì, ma 3 volte buona no. Il dottor Valeri è stato autorizzato da me e desidero che sia lasciato tranquillo. Capito? Come vuole lei. Speriamo che Valeri questa volta ce la faccia. Perché se no... Povero Pietro, io glielo auguro di cuore, ma ci credo poco. il battito è perfetto. Vuol sentire il cuore del suo bambino? Sì, dottore. Lo sente? Sì. Sente come batte forte? Sì. Questo sarà un bel maschietto. Magari. No, non così forte, cominci più piano, più Ma piano. a me la signorina Luisa mi ha insegnato così. Vabbè, se l'ha detto la signorina Luisa, faccia così. Sì. E non solo, ma tutte le mattine faceva gli esercizi, così. Ma ve ne volete star zitti? Certo che con tutta sta ginnastica mi fia da venire fuori in campione.
Pronto? Maternità San Camillo. Non possiamo dare informazioni per telefono. Sì, sono io, ma chi parla? La signorina Morelli. Che sorpresa! Sì, credo che vada tutto bene. Perché la Fontana è molto arrabbiata. Grazie, Sor Celestina. Arrivederla, grazie. È nato? Com'è andata? Com'è Va andata? bene? Beh, non è ancora Bene? nato. Per ora va bene, bene? se continua così ce l'abbiamo fatta. Ma quanto è moscia sta Francesca? Io a quest'ora. Allora stia tranquilla, l'ho detto a Francesca stamattina, anche se ti fa male, fa finta di non sentire niente. Sì. Voglio vedere se quando sei là ti viene la voglia di fare teatro, certi dolori. Ma lo vuoi capire, zio, no, che i dolori sono soggezione? Suggestione? Beh, fa lo stesso, tanto non capisci l'italiano, questo è calabrese. Io manco per niente, perché dovrei essere nervoso? Si può fumare? No. Un momento, sentiamo ancora il battito. Sì, va bene. Adesso, appena sente la contrazione, inspiri profondamente, butti l'aria fuori e cerchi di spingere. Via, su. Coraggio. Chiuda la bocca. Via, senza paura. Spinga. Su, forza. Non smettere, spingi forte. Forte, più forte. Ancora, ancora. Ecco, ora rilasciati. Si distenda e respiri profondamente. Brava, così. Ha sentito dolore? No, solo un po' stanca. Come va, dottore? Va bene, tutto bene. Non c'è che dire, è sorprendente. La fase dilatante è stata superata senza il minimo dolore. Ormai non ci sono più dubbi. Oh, io vado a telefonare ai giornali perché bisogna dare alla cosa la massima pubblicità. Matilde, o entri o esci. Coraggio, ecco un'altra contrazione. Da brava, su, come ha fatto prima. Inspiri profondamente, poggi il mento sul petto e spinga. Su, spinga. Brava. Brava, spingi forte. Più forte ancora. Così. Via, non deve stancarsi. Sfrutti la contrazione fino in fondo e prema continuamente, senza mai smettere. Ecco, Don Grazzini. Allora, come va? Va bene? Pare bene. Ma dica, reverendo, allora si può fare sto parto indolore? Speriamo di sì. Ma allora è permesso. E perché non dovrebbe esserlo? Ma il Vangelo dice tu donna partorirai con dolore? No, non il Vangelo, il Vecchio Testamento. In dolore paries filios, ossia tu partorirai nel dolore, cioè la maternità procurerà alle donne molti dolori, ma non è detto che i dolori incominciano con il parto, eh? Certo che sti preti sono forti, eh? Altro che. Sì, certo. Tu ragazze, venite a dare la poppata ai bambini oppure dobbiamo mettere a letto senza cena? Andate, andate. Brava, su. La testa si sta disimpegnando. È maschio. Hai visto com'è bello? Sei stata proprio brava. È anche fortunata, proprio come voleva lei. Ha visto che ha fatto tutto da sola. Ha sentito dolore. No, niente. Sono così contenta, dottore. Brava. La signorina la vogliono al telefono. Vengo subito. Margherita, Sì? sono arrivati quelli della radio, devono intervistarmi. A me? No, ma che c'entro io? Andiamo, non fare la modesta. No, queste cose non sono per me. Avanti, sbrigati. Pronto, Luisa, sei tu? È andato tutto bene. Sì, Francesca è stata meravigliosa. È andato tutto bene. È maschio o femmina? Qui vogliono sapere se è maschio o femmina. È maschio, maschio! Non ti dico il Sor Alberto. Peccato che tu non sia potuta venire. Margherita, aspettano tutti lei, ci sono i giornalisti. Con chi sta parlando?
con la signorina Morelli. La Morelli? Mi dia. Pronto? Morelli? È il dottor Benvenuti. Come sta? Grazie, ma non è il caso. Lei esagera sempre. Ma sì, certo, grazie. E si ricordi che vi voglio con me, lei e la Rosati, nella mia clinica, la Casa del Sorriso. Le piace il nome? Funziona, vero? Aspetti, le passo il dottor Valeri. A presto. Pronto? Pronto, Luisa. Sono io. Pronto? Ho bisogno di vederti. Devo vederti. Pronto? Luisa. Cosa c'è, Luisa? Il sistema potrà avere un'applicazione pratica? I risultati ottenuti sono positivi. L'evidenza dimostra che il sistema è buono. Saranno necessarie altre prove, poi si potrà parlare di un'applicazione su larga scala. Pietro, guarda che vogliono parlare con te. Ma dai, di non è qualcosa, possibile, scusa. scusatemi. Sa, lui è un tipo che rifugge dalla pubblicità. signorina, ma permette una per queste fotografia? cose molto importanti. Aspetta, lo faccio dopo. Come dopo? Il biglietto, signore!
dottore? Sì. La vuole sua moglie? È nato? Sì. Come stai? Sa, dottore, è stata bravissima la sua signora. Certo che se tutte le donne faranno come lei, andrà a finire che ci crederemo pure noi al parto indolore. Permesso, dottore? Prego. Non hai sofferto molto, vero? No, niente. Prima ho sofferto, sai? Non vai a vedere il bambino?